C'è un fermato nelle indagini dei carabinieri dopo la sparatoria di Mogliano. Si tratta di un trentenne albanese domiciliato a Mestre, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, ora in carcere a Santabona. Le accuse nei suoi confronti sono rissa, detenzione in luogo pubblico di arma da guerra, danneggiamenti di auto in sosta ed esplosione con arma da fuoco. Nelle scorse ore l'uomo ha incontrato in carcere il suo legale, l'avvocato Mauro Serpico. Il mio assistito dice è ancora molto provato, l'unica cosa che mi ha riferito è di essersi solamente difeso. Il tutto si consuma nel tardo pomeriggio in un parcheggio a 2 passi dal liceo Berto. Pare evidente che il luogo in cui si sono verificati i fatti fosse stato un luogo concordato da due diverse fazioni composte entrambe da 3 soggetti. I soggetti a noi identificati sono 3, sono tutti di origine albanese, che poi questo incontro è degenerato in una lite. Ancora sconosciuti i motivi dell'appuntamento tra i due gruppi, come restano da chiarire le ragioni che hanno portato alla lite, poi degenerata. Una delle fazioni estrae dei coltelli. 2 albanesi residenti nel veneziano vengono raggiunti all'addome, sono tuttora ricoverati al Cafoncello. In ospedale finisce anche il trentenne, dimesso nelle ultime ore e trasferito in carcere. Era in condizioni di salute pessime, era stato accoltellato alla gamba e al gluteo e la faccia emaciata con un taglio anche sotto l'occhio. All'improvviso compare una pistola semiautomatica, un'arma clandestina modificata, priva di matricola. Uno dei soggetti colpiti, un albanese trentenne irregolare sul territorio nazionale con diversi precedenti penali, ha esploso alcuni corpi d'arma da fuoco con una pistola clandestina che poi a seguito delle immediate ricerche è stata rinvenuta occultata in un'area verde ed è stato sottoposto a fermo indiziario di delitto. Ad esplodere i colpi, da quanto emerso dalle immagini delle telecamere, sarebbe stato proprio il trentenne albanese. È chiaro che bisognerà capire, perché la dinamica non è semplicissima, perché abbiamo coltelli da una parte, armi da fuoco dall'altra, capire esattamente perché sono stati sparati questi colpi d'arma da fuoco, all'indirizzo di chi e capire se c'è stata, diciamo, una difesa ad una precedente aggressione. Sembrerebbe questa la linea. Telecamere che sono state fondamentali ai carabinieri per ricostruire quei momenti. Ci hanno anche consentito di chiarire alcune dinamiche e quindi anche di individualizzare le responsabilità dei soggetti che hanno partecipato a questa rissa. Le indagini continuano per individuare gli altri 3 uomini ancora in fuga, anche questi di origine albanese e residenti fuori provincia. Proprio questo elemento fa presumere che Mogliano sia stata solo per puro caso scenario della rissa. Le prime ricostruzioni consentono di ipotizzare, visto che la provenienza geografica d'altra provincia dei soggetti coinvolti in questa rissa, che Mogliano fosse semplicemente un luogo di incontro. Intanto è stata fissata per domani mattina alle 10:15 in carcere a Treviso l'udienza di convalida del fermo davanti alla dottoressa Piera De Stefani. Il trentenne potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere.